Bene, eccoci anche oggi insieme. Una delle cose che ci piace di più ad approfondimenti è presentare eccellenze del territorio. Poi quando insieme all'eccellenza abbiniamo anche l'innovazione ci andiamo a nozze. In questo caso, insomma, mi pare che siamo quanto mai sul pezzo. Con noi c'è Lorenzo Lastella, ingegnere, amministratore delegato e general manager di Energy Tech, società con sede a Mogliano Veneto in provincia di Treviso, nata da esperienze internazionali. Parliamo di una cosa che interessa a tutti, vale a dire parliamo di smaltimento, riciclaggio dei rifiuti, materia peraltro però molto complessa e nel caso specifico devo dire sorprendente, perché noi abbiamo titolato giornalisticamente la trasmissione "Trasformare i rifiuti in petrolio", petrolio inteso come ricchezza. Qui parliamo di due programmi, uno si chiama LiqueF e interessa la gestione della fase finale del ciclo dei fanghi da depurazione ed organici derivati dai rifiuti urbani. Il secondo si chiama Programma Zero Impact Platform e interessa invece la fase finale di gestione del ciclo dei rifiuti mediante il riciclo in idrogeno o metano e materiale basaltico. E qua ci fermiamo, poi diamo la parola a Lorenzo Lastella. Alcuni dati però mi paiono interessanti. I numeri dei rifiuti. In Italia i fanghi di depurazione da acque civili sono più di 3 milioni di tonnellate all'anno e in Europa più di 65 milioni di tonnellate all'anno. La produzione di materiale organico da rifiuti urbani in Italia è di circa 10 milioni di tonnellate all'anno, in Europa 70 milioni. I sottoprodotti agroindustriali in Italia sono 13 milioni e mezzo all'anno di tonnellate, in Europa 250 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani invece, produciamo in Italia circa 30 milioni di tonnellate all'anno, di cui il 52,5% viene differenziato. Dice Lorenzo Lastella nella nota che mi ha mandato. Detta così sembra che il problema sia risolto. In realtà la produzione di materiale riciclabile è in aumento, ma non cresce il prodotto, il mercato dei prodotti riciclati e la richiesta industriale è in forte decrescita. I mercati esteri, peraltro, tra cui ovviamente principalmente la Cina, che assorbivano ad esempio il 50% della carta e della plastica differenziate, attualmente sono chiusi. Detto tutto ciò, come dice lui, insomma in qualche maniera, per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti, io uso un termine, parliamo un po' di bubbola, nel senso che il processo c'è, ma alla fine ci troviamo dove va a finire? E voi avete un paio di soluzioni, una secondo me straordinaria e sorprendente, che è quella di trasformarli in petrolio, che sembrerebbe, detta così, la soluzione di tutti i problemi. E invece? E invece stiamo a vedere come funzionerà. Noi, come dico sempre, io ho sempre la valigia pronta, avendo girato il mondo, quindi per ripartire. Per ripartire da altre parti. Però ci proviamo. Però ci proviamo, che io amo l'Italia, quindi ci proviamo. Parliamo un attimino prima dei fanghi, dell'impianto di depurazione, che effettivamente sono una criticità sia ambientale sia per le tasche dei nostri concittadini. I fanghi è quello che resta dopo la depurazione delle acque. Dopo la depurazione degli impianti di depurazione di acqua. Benissimo. Questo materiale, come anche l'organico dei rifiuti urbani, ha una caratteristica di avere due eccellenze, cioè il carbonio e l'acqua. L'acqua è fonte di idrogeno, il carbonio di materiale da cui si può tirare fuori energia, ma anche dall'idrogeno. Quindi cosa succede? Ho sviluppato un mio brevetto grazie a alcuni principi fisici poco conosciuti, i quali mi permette di spaccare le molecole, molto semplice poi l'impianto, di spaccare queste molecole di carbonio, che sono molecole molto pesanti, e molecole dell'acqua. E quindi abbiamo idrogeno, abbiamo una fonte di idrogeno e carbonio. E si ricombinano in molecole di petrolio. Il petrolio poi viene raffinato e abbiamo dei prodotti automotive, benzina e diesel. Ovviamente adesso la tendenza è più benzina, quindi noi con dei sistemi di alleggerimento molto semplici, sono sistemi di cavitazione, quindi sono cose abbastanza che utilizzo da tantissimi anni, riusciamo a alleggerire queste molecole e produrre più benzina, quindi è qualcosa che riusciamo a definire il target, cioè l'obiettivo lo possiamo ottenere. Sono impianti poco costosi, impianti che funzionano, peraltro una tecnologia derivata da questi potrebbe essere anche una per spaccare le molecole organiche nell'acqua.
Non a caso abbiamo un problema del FAS nel Veneto, ma mettiamolo tra parentesi questo, parliamo oggi dei fanghi, che è molto importante. In questo modo abbiamo petrolio. Gli impianti si pagano a un payback period di 2 anni, 2 anni e mezzo, quindi veramente sono convenienti, ad un prezzo, a un costo evitato, diciamo intorno ai 90-100 euro a tonnellata. Attualmente non dimentichiamo che in certe regioni d'Italia si paga 200-220 euro a tonnellata. Questo è il mio brevetto, l'ho chiamato programma LiqueF, cioè liquefazione fisica. È un processo fisico, non è incenerimento, non è termico, quindi non abbiamo gassificazione, non abbiamo pirolisi, non abbiamo niente di questo. È un tubo dove scorre questa acqua e noi riusciamo all'interno di questo tubo a generare una ipercavitazione in qualche modo. E questa genera... Voi anzi, dai fanghi producete petrolio. L'abbiamo già provato, evidentemente, perché il brevetto si fa, quando è serio, un brevetto con dei dati, certo, perché sennò è un falso, no? Noi siamo fidati a uno dei studi maggiori italiani che seguono i brevetti e quindi come tale abbiamo riportato tutte le caratteristiche di questo impianto. Passiamo un attimo velocemente a parlare dei rifiuti. Come hai detto prima, sembrerebbe tutto risolto. Raccolta differenziata, quello che non è differenziato va negli impianti della separazione TMB, no? Trattamento termico-meccanico. Questo facilita tutti, no? Nessuno protesta perché non c'è impatto. C'è impatto in realtà, ci sono degli odori terribili, ma comunque teoricamente non c'è. Io la chiamo l'epoca della pietra. Poi ci sono gli altri che parlano dell'epoca del fuoco, facciamo tutti inceneritori. In realtà la tecnologia ha superato tutto di questo fatto. Perché? Perché stiamo dicendo che la criticità oggi c'è perché non c'è un'industria del riciclo. Quindi quello che viene riciclato o separato, poi l'industria non lo assorbe. Questo è un caso italiano ovviamente. Allora sto definendo attraverso le tecnologie che ho tarato e verificato in giro per il mondo, una strada in modo tale che nella piattaforma entrino queste tipologie di rifiuto e non escano dal confine della piattaforma né rifiuti solidi, né rifiuti liquidi, né emissioni. Non è una magia, ma esiste delle tecnologie per cui entra il materiale, abbiamo visto forse scorso le foto, in cui entrano i rifiuti e vengono dissociati immediatamente ad altissima temperatura. Non è famoso arco voltaico per la torcetta, no? A plasma che ha avuto dei grossi problemi, no? Anche tecnologici. Questa è molto diversa ed è una tecnologia associata a una dissociazione ad altissima temperatura e a una elettrofusione. Quindi è un'associazione di tecnologie, e io la prima volta l'ho visto nel 1999, questo impianto, quindi ha una sua storicità. Il materiale viene dissociato, quello che esce è un gas estremamente ricco di idrogeno, che viene pulito, ogni residuo viene ritornato nel reattore ovviamente, di elettrofusione e elettrodissociazione, e il gas dell'idrogeno, il gas ricco di idrogeno, riusciamo noi a separare l'idrogeno, quindi abbiamo idrogeno. Volendo, invece di fare una separazione, possiamo fare una trasformazione catalitica in metano. A me piace molto l'idrogeno perché il futuro per me è idrogeno, che è l'unica fonte pulita e seria anche per l'automotive. Mentre il metano, forse è più facile oggi utilizzarlo, ma sicuramente ha anche questo, seppur per legge ha un inquinamento basso, ma comunque però c'è sempre una combustione. Ecco, ma per produrre metano e idrogeno mi è sfuggito un passaggio. Il rifiuto sarebbe tal quale o viene differenziato? Allora, non possiamo, in realtà può entrare il rifiuto tal quale anche col metallo e col vetro. Il vetro ci serve, perché poi l'unica cosa che volevo dire, la parte inorganica va in questo magma che rimane stabilizzato a una certa temperatura e alla fine esce fuori, viene spillato e si formano dei sassolini di basalto, come quelli del vulcano, assolutamente non lisciviabili. O il metallo, se ci fosse il metallo.
Io sono dell'idea che non dobbiamo inibire il percorso anche mentale della differenziata, della raccolta differenziata, perché concettualmente è importante. Però io sarei per fare una raccolta differenziata semplificata. E ho buttato già giù per alcuni, diciamo, aree che me l'hanno chiesto, alcune idee e progetto, in cui si separa in metalli, che è l'unica cosa che possiamo già vendere, poi in organico e in secco. Quindi il secco va direttamente in questo sistema che ho detto, l'organico però va a un altro percorso, perché dobbiamo anche vedere l'economicità della cosa, no? Perché quello che ho detto prima è semplificato, in realtà è più complesso, perché noi prendiamo la parte dell'organico, attenzione, l'organico ha dei problemi di impatto, perché putrefà. Quindi cosa dobbiamo fare? C'è un sistema che riesce a essiccare, tritare e deodorare e sanificare a livello con un flusso aerodinamico. Quindi alla fine esce fuori un materiale che è trasportabile sicuramente e facilmente, senza impattare con l'ambiente. Ma all'estero fanno già così? Questa tecnologia esiste, sono tutte industriali queste, eccetto la prima, l'IQF, che diciamo il mio brevetto. Un brevetto alla stella. Esatto. Questa qua invece sono tecnologie industriali, tutte. Non sono mai state messe insieme così. Quindi cosa succede? Da questo organico noi produciamo, tramite la gassificazione ad alta temperatura e la sintesi catalitica, biometano avanzato. Non tramite la digestione anaerobica, perché altro problema, che è un accrescitore di rifiuto la digestione anaerobica, perché oltre che impattare con gli odori, con questi grandi volumi, no? Alla fine cosa abbiamo? Abbiamo dell'acqua da pulire e abbiamo un problema di solido, che il compost viene compostato, ma il compost non viene utilizzato, lo sappiamo benissimo. Quindi per il rifiuto urbano è molto più complessa, ma alla fine riusciamo ad avere un payback di 3 anni e mezzo, anche su investimenti importanti. Io mi devo fermare qua, penso che la questione sia stata molto chiara. La domanda la lasciamo ovviamente nell'aria e ci si domanda come mai una persona che abbia una società, insomma, che propone queste idee che alla fine risolvono un problema di tutti e producono tra l'altro una cosa importante come i carburanti, nel caso biocarburanti, insomma, debba faticare ad affermare le proprie idee in Italia. Lorenzo La Stella ne è l'amministratore delegato, abbiamo scoperto anche inventore, un po', un picco del papero. Ma non si inventa niente, in realtà si applica alle cose. È amministratore delegato e general manager di Energintech, società che ha sede a Mogliano Veneto in provincia di Treviso e propone queste soluzioni innovative, risolutive per il problema dei rifiuti da diversi punti di vista. Grazie a voi, al buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima.